Allora ragazzi, siamo qui con Iron e il Monti. Come state? Cosa dite? No, che arriva in ritardo al bar Campari. Se abbiamo messo d'accordo alle 5 se arriva alle 7 il molto. Come mai Iron e Monti hai sti ritardi? Probabilmente o starò lavorando o se nel caso è un giorno in cui non lavoro, mi riposo, al pomeriggio faccio una piccola pennichella e dopo arrivo in ritardo, ecco perché. Può succedere, insomma. 2 ore dopo. Ti siamo messi d'accordo un orario quando c'è che arriva 2 ore dopo e mi col freddo aspettarlo là 2 ore. Davide. Dimmi se c'è il permesso e Basta, ti ma- potresti comprarmi a stecca di sigarette che Impossibile. aspetto da una vita ormai. Campacavallo. Ascolta, anche per i tuoi fans, puoi spiegarci cosa fai al lavoro? Tipo l'aiuto bidello, cosa che fa di concreto? Aiuto a pulire le stanze. Ma in che senso aiuti? Cioè, tipo, io mi immagino il bidello che sta pulendo, tu magari li sporgi. No, io faccio delle aule, siccome è una scuola abbastanza grande, due sono in un altro atrio e io e un altro collega siamo in un altro atrio. Io faccio almeno 3 stanze e dopo poi basta. Ma quindi più che, cioè, fai il bidello alla fine, perché aiuto bidello? Comunque fai un tuo Non lavoro. faccio alcune cose che fanno i bidelli, tipo aprire il cancello quando suonano per far entrare, non controllo le classi. Quando i maestri sono in bagno, escono un attimo dalle classi, le pulisco, diciamo così. Quindi sei più un uomo delle pulizie? Più o meno dire? sì. Ok. Vabbè. Ok. Liscio, rapido, veloce e preciso. Esatto, come svelto. No, Iron, mi dicevi prima, e volevo chiarire per chi fa non capiscono, ma il Monti non è che va a Troia con la Citroen. Dov'è che va? Va fisicamente? Com'è che funziona? Dov'è che lo trovi? Entra nella concessionaria della Citroen Praticamente. Ma sono una volta entrato con lui, ma sono scappato via con subito. Dega. Ora che Dega c'era il mio compleanno, Garibadio anche io ha detto ben che te ha portato. Io ha detto che conferma anche che te Sì, ma mi ricordo di non essere mai entrato. Chi c'entra ora? Mio nonno. E indovina chi è entrato. Però non si può dire molto di questa. Dega. Ma invece io non so se storie qua, ci vuoi raccontare ad Amsterdam invece cosa hai combinato? Che sei andato a Mignotte, mi dicevi. Beh, quella è stata un'esperienza unica, perché ero ad Amsterdam, conoscevo la città, conoscevo le cose che c'erano, le attrazioni da vedere, oltre ai normali negozi che mi sono comprato da alcuni souvenir, sono entrato anche nelle vetrine e là ho fatto un'oretta con una. Ah sì, è come è andata? Direi bene. Ti va di descriverci più nel dettaglio? No. Comunque sei stato con queste ragazze dentro la vetrina? Sì, sì. Ma scusa, Dega è stato soddisfatto? Dega non c'era. Ah no, aspetta, con chi è che eri andato? Sam con altre persone. Ah ok. Comunque Dega praticamente è stato il tuo guru per parecchi anni, giusto? Perché la gente che non sa. Dega sì, il guru di parecchi anni. Diciamo che ci sono 3 maestri che io rispetto fondamentalmente. Il gran maestro che è Bossan? quello per gli audio, le basi. Albosan, diciamo, è il maestro per eccellenza della produzione. Mi ha insegnato al fisting, mi Ok. ha insegnato come si fa il fisting. Poi c'è Dega, che è un altro maestro, e poi il maestro per eccellenza, il gran maestro, il potente di Pre. Ah ok, giusto, esatto. L'illustre avvocato di A Pre. me per la prima volta a Troia mi ha portato Bonanno, quel curatone Bonanno. Ma sul serio? Bonanno in via Fratelli Bandiera, me lo ricordo come se fosse ieri, no a Citroen, in via Fratelli Bandiera. Ma io non cago neanche la macchina, come si che hai fatto? Un Sei pullman. andata per la strada? Sì, Ah,
Ma dopo se ascolto si spugli, come che ha fatto dopo? Ma io sono andato dopo Tito che guardare, cioè... No, 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 Hanno a fatto un Cipro e in via un tre Fratelli som. Bandiera, sulla strada. Ah, ma quindi sei andato là e te che ha portato a vedere, Mm. insomma. Non è stata una bella esperienza. No, no. Ok. Allora io adesso... Ma se ricorda buon anno a gente, buon anno. Ma la gente mi chiede, ma io si attirano, non va a farsi... come si dice? Se vergogna, non lo so, che non fi abbandonato, ma la gente mi chiede del buon anno, anche perché c'è molto legale il bonso, buon anno, io non pensavo, però andavo a fare serate insieme col bonso. Sì, perché andava a piove, buon anno. Esatto, già era sempre là, però boh. Ma buon anno andava anche ai pavoni col bonso a piove. Sì, già era sempre Sì. insieme. Infatti anche al bonso si sta mai perché non l'ha più sentito, insomma, però sì, c'è parecchio legale. Ma va ancora i pavoni, il non so. bonso. Non lo so. Devi chiedere al bonso se passa Esatto. per i pavoni e a bersi l'aperitivo. La sera va di solito. Esatto. Allora io vorrei raccontare delle storie che, come dire, sapete, tipo, ascoltiamo ma non giudichiamo. Esatto. Delle storie che voi avete vissuto, ne ho più di Monti in realtà che di Iron, delle storie che avete vissuto, sta a spiare, che però voi non sapete tutta la vera storia, voi sapete una parte. E ora io ve la racconterò e vorrei sapere la vostra reazione. Magari cavate scomigliacciai, magari da più... No, va ben così. No, va bene, come vuoi. Allora io ti vorrei raccontare ai nostri amici e vorrei raccontare anche a te Davide la vera storia del muschio. Perché tu sei una parte, ma non sei la parte integrale. No, tranquillo. Comunque è inutile che parli su un orecchio che te il microfono qua, che avrà sentito ancora più forte la gente. Sì, vabbè. No, non nomino, era Davide. Lasciamo perdere alcune cose e raccontiamo delle altre. E soprattutto non farò il nome di certe sostanze, le chiamerò... Muschio. Vabbè, ma la gente che ha capito stesso, vabbè, comunque... A bamba. Aspetta che metto qua, No, quella no. ti do il... Comunque il muschio, volevo raccontarvi che una persona che non nomineremo, per farmi uno scherzo, mi ha dato del muschio passandola per un'altra cosa. Sì, ma Davide, tu stai sta versione, ma non è la versione vera. E qual è? Adesso la racconto. Beh, io so questa, che è Allora, l'ho vissuta in prima persona. Esatto, però tu non sai tutto il retro. Allora la storia è nata così. Mi hanno scritto due persone, una che sai bene, tu sai la vera versione, ma tu la stai oscurando, io vorrei No, la raccontare... sto dicendo veramente, quella Sì, che stai però raccontando. allora dovete sapere che il Monti, quando vi scrive su WhatsApp, non è che scrive quello che ha bisogno, ti fa prima ciao. Ciao, giusto, Basta. sì, ciao, buongiorno. Basta, buonasera. finisce là. Dopo tu devi rispondergli ciao. Lui ti fa come va? Ti fa bene te? C'è una conversazione, cioè se lui vuole sapere una roba avanti una giornata praticamente, giusto? Non so perché non scrivi direttamente cosa ti serve. Comunque vabbè, il problema è che sta una delle due persone che non dai più avanti col discorso ti ha mandato a fare in culo, questo qua è Dega. Aga invece è andato avanti, che ha fatto il suo compleanno, però effettivamente per una volta il discorso andava veramente affrontato con le pinze, perché poi Aga mi ha detto che tu gli hai chiesto delle caramelline di fiorellini, giusto, gratis, che però non ha voluto darti perché fa, io le pago qua e là, quindi anzi qua però qualcosa, e lui ti ha detto di no. Però perché sta roba qua? Perché era evidente, era palese, perché tu vuoi fare il furbo, ma era palese che non è che volessi provarle te sta roba qua, le volevi dare a un'altra persona che non faremo il nome, perché non ti rispondeva, bla bla bla. Vabbè. E quindi da là mi è venuto il lampo, e allora loro dopo vengono a dire a me sta roba qua, perché ogni volta che il Monti quando fa puttanate, o anche quando esiste, quando respira, la gente me lo viene a dire come se mi interessasse, però vabbè, a parte questo, allora mi è venuta in mente un'idea. Se alle persone non va bene che io le scriva, basta che mi dicano, guarda... No Davide, non ti ha capito una sborada, praticamente tu sei andato in giro a chiedere di fiorellini dicendoti voglio provarli, servono a me, quando era ovvio che in realtà era per sta persona qua, lo capivo anche i sassi, e non te l'hanno voluto dare per quello là. Vabbè, ho capito. Allora cos'è che ho fatto io? Mi è venuto in mente un'idea, perché sono sempre mia a fine sotto, e ho detto, siccome che il giorno dopo, sta roba non la sai, siccome che il giorno dopo dovevamo fare cotto e bruciato dal bonso, ti ricordi Iron? Sì. E c'era anche il Trimi. Sì. E gli faccio al Trimi, scusa il Trimi, fai una roba,
Raschia del muschio. Raschia del muschio, esatto. Raschia del muschio, magari, non so, su qualche sfesa del muro o parterra, su qualche mattonea, fai una pallina, te lo metti in tasca con un sacchettino e domani durante la giornata da nulla magari tiri fuori un accendino, tiri fuori sta pallina qua, sicuramente il Monti ti chiederà di darglielo. Ti chiederà del muschio, cioè scusa, pensando che fosse altra roba, sicuramente te la chiederà, tu te intenna un po' questa roba qua e dopo le dai. E difatti è andata esattamente così, Sì. a santo perdere che dopo vabbè cioè spiegami come ha fatto a convincerti ad entrare in doccia che sai che è il celebrate che ti ha bagnato. Io là al momento ero ingenuo e dopo mi sono fatto convincere, non so come, a entrare e mi ha bagnato un attimo. No, ti ha fatto entra un attimo in doccia, te entri in doccia e apri la doccia. Si apre la doccia, mi bagna e dopo alla fine, per scusarsi, mi dà sto muschio. Esatto, ma tu pensavi che fosse un'altra roba. Sì, pensavo fosse un'altra roba dopo, poi ho scoperto che era muschio. Esatto, poi quindi è subito corso da sta persona qua, facendo finta di niente, no, devo andare via, e dopo va là, si incazza, no, perché è stato già regalato il muschio. Ma te Esatto. l'ha regalato, neanche te l'avesse venduto. Me l'ha regalato, vabbè, ma comunque è uno scherzo stupido che ho capito che non è ho capito, insomma, la situazione. Ok, Non fidarsi mai del Trimi. esatto. Poi ci vuoi spiegare perché sei andato, ti ricordi quando sei stato a Bologna durante il Covid e che non si poteva uscire di... A Bologna il Covid. Sì, hai fatto anche le storie, sei stato alla fiera che cazzo che ne so. Fiera Non mi della- ricordo questa qua. Sicuramente C'era il Covid, sei andato a Probabile. Bologna in treno. avrò detto, ma poi forse non l'ho fatto. Sì, dopo di sera, anche per dirti, c'era il coprifuoco alle 10, ma c'era l'evento di Metal Cart alle 11, probabilmente chissà fermo da quanto tu sei andato là a chiedere alla gente come mai non c'era l'evento. Beh, Metal Carter, mi ricordo sta cosa qua che dovevo suonare a Padova e successivamente mi ricordo e sono andato là, siamo andati anche là presto, ho detto mi mangerò qualcosa, dopo alle 9-10 vado a vedere se aprono e non c'era nessuno. Perché alle 10 c'era il coprifuoco, non potevi neanche uscire di casa dopo le 10, ti ricordi? Sì, ok, va bene. E tu pensavi che ci fosse il live. Pensavo sì, ma c'era scritto su Facebook. Sì, probabilmente l'evento era là da una vita, aspetta che il gatto che sposta anche il telefono. Invece Airo, io volevo ricordare ai nostri amici, ti ricordi di quella volta che ti hanno buttato fuori all'aria in mutande? Sì, Ti va di raccontarcelo? quei pantaloni. Ti va di raccontarci come è andato quella volta? Ti butta fuori, ti hai buttato fuori a nudo. No, in mutande. In mutande, vabbè sì, insomma, mutande, però insomma, te avevi il busto fuori. Non ti ricordi? Mi ricordo io praticamente, era le prime volte che la gente iniziava a conoscerti e eravamo andati all'area e Dall'area, sì. tu hai iniziato a fare la break dance e ti sei anche spogliato e butta fuori, te che butta fuori. E dovevamo andare tutti quanti a casa perché Airo era nudo in mutande. Pensavano volesse fare atto in un luogo pubblico e l'hanno mandato fuori. Esatto. Mi sa che raccontiamo metà delle storielle qua che mi sono scritto. 5-6, vabbè. Ne ho messe 10, ne raccontiamo 5. Sì, vabbè. E, ti ricordi invece quella storia là del compleanno di Zagallo? Che il Trimi ti ha nascosto le scarpe che non le hai più trovate? Sì, al compleanno ho bevuto un po' troppo. Sì. Innanzitutto diciamo questo, che ho vaghi ricordi, ho vaghi ricordi, però nei ricordi vaghi ricordo che di aver bevuto un po' troppo, ho dormito là e poi non mi sono trovato più una scarpa e il Trimi me l'ha praticamente nascosta, non so dove, non so come, e ho dovuto chiedere in prestito scarpe di Zagallo. Non le hai più trovate quelle scarpe là? No, ormai no. Neanche io so che fine ha fatto quelle scarpe. So che mi ha detto il Trimi prima di andare a casa, mi fa, sai che ho nascosto le scarpe al Monti? Ma insomma dove? E una ha detto che l'aveva messa sopra un armadio, tipo. Non mi ricordo. Neanche io, no, pensavo che avessi. Vabbè, insomma, quindi il Monti scusa, il Trimi ti ha rubato, cioè, ti ha nascosto le scarpe ancora Ho ad fatto oggi. uno scherzetto mentre io non ero sobrio e mi ha nascosto le scarpe, sì, è vero, sì. Diciamo che il Trimi ha sempre fatto scherzi del cazzo. Sì, è un birbantello.
Vuoi raccontare le storie delle pizze a domicilio, che anche qua le sai a metà, sta storia? Beh, la storia delle pizze a domicilio è una storia molto vecchia, risale No, a ma... 10, forse 15 anni Ma fa. cosa? Sarà successo un par di anni fa. Oddio, sicuramente prima del Covid, sicuramente No, prima del forse Covid. diciamo due storie diverse, allora sai. Allora, le pizze le portavo come primo lavoro una decina d'anni fa e sono andato a ho lavorato in pizzeria Martelago, in pizzeria Spinea, però è stato un periodo un po' duro perché facevo fatica a portarli in giro, e mi sbagliavo gli indirizzi, ci mettevo un po' troppo, insomma. Io con l'occasione vorrei salutare una certa Silvia che ci scrive spesso, che lavorava con te. Nimzi Silvia. La salutiamo. Ciao Silvia. Però io non volevo parlare di questo, io volevo parlare di uno scherzo che ti ha fatto sempre il Trimi. Ti spiego io com'è andata quella volta là. Cioè, sì, perché tu sai le robe. Io so le robe, per Sei- questo bisogna dire una roba, il Trimi 90 e passa per cento, 9%. 99 no, 90% degli scherzi che fa, è scherzi del cazzo, scherzi Eh, di merda, sì. perché certe vabbè non le racconto neanche perché vabbè, vabbè. Sono proprio da bambinetto, insomma. Ma scherzi brutti, questo qua secondo me Infatti lo chiamiamo triminchione. Triminchia, esatto. Triminchia. Sto scherzo qua che ti ha fatto era partito leggero, bene, e poi si è trasformato. Questo qua lo bipperò un po' sto scherzo qua che ti ha fatto, perché io non ero assolutamente d'accordo. Cioè io avevo... Vabbè, comunque devi sapere che il Trimi cos'è che ha fatto? Per vendicarsi di un suo datore di lavoro che non lo pagava, gli ha mandato a casa degli ordini di kebab, di pizza, eccetera. E da quel che ho capito, io non pensavo perché non sono pratico dell'ambiente, ma se tu tipo fai un ordine di tot pizze, di tot roba e lo mandi a casa e comunque a casa poi non trovi nessuno, loro ti lasciano uno scontrino da pagare. Lo sapevi sta roba? Forse te cucinando le pizze lo sai sta roba? Non mi ricordo, probabilmente non mi ricordo, non lo so. Cioè, ti è mai capitato che qualcuno ti ordinava la pizza, arrivavi là e il tipo non c'era a casa, per esempio? No. Ok, comunque può capitare. Cos'è che succedeva? Lui ha ordinato un sacco di roba e quindi si è accumulato un sacco di debiti a sta persona qua, no? E ho detto, ma va che è impossibile, io non penso che funzioni così. Fa sì, 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 sì. E fa, proviamo con il Monti. Fa, no, perché devi, no, Ciccio, sai che lui è bastardo. Ho detto, Sì, sì. ascolta, e allora ho detto, guarda, fai una È prova un po' lì. irrispettoso nei miei confronti. Allora gli Molto. faccio, esatto, gli faccio, sai cosa? Gli ordini una pizza e una birra. A manco se la beve, fai una prova a vedere se veramente che arriva. E invece l'Ebete cos'è che ha fatto? Ha ordinato pizza e famiglia e due birre. Insomma, allora, alla fine quella volta eri andato di carabinieri comunque quella volta là, poi è arrivata sta roba qua, c'era tuo papà a casa, non ti ricordi sta roba qua? Sì, ma sono cose successe anni fa. Ho capito, però te Adesso mi tocca rimembrare cose di successi anni fa che probabilmente non so spiegarti. Non so spiegarti. no, guarda che non è tanta vecchia questa storia qua comunque, avrà 2 anni comunque. No, forse anche di più. Allora io vorrei per concludere questa carrellata di cose, non so se ti viene in mente, guarda, vi spoilerò, non ho detto, no, vorrei dire solo un'avventura con Iron, quella di Capodanno, vabbè quello di Trimi della piscina non la sai, e quello che resti durante... Posso raccontare questo di San Boldo? Va bene, adesso vuoi raccontare questa? Praticamente prima del Covid abbiamo fatto una capatina a San Boldo che è un rifugio, anzi sarebbe rifugio, il passo è San Boldo, ma il rifugio è un po' sopra il passo. Quella sera stavamo preparando da mangiare e praticamente eravamo in 3-4. Praticamente mentre il botte teneva col piede il legno, un altro amico per sbaglio l'ha accettato sul piede. Esatto. E quella sera è stato tutto un delirio perché io avevo bevuto, Botte stava soffrendo per via Avevo praticamente un pezzo di piedi per terra. praticamente era mezzo tagliato e allora per riscaldare la serata, per divertirsi, io diciamo ho esagerato col bere.
a una certa ero praticamente fuori controllo, ho pisciato su una pentola. Esatto. Io vorrei anche ricordare che, vabbè, questa storia è un po', vabbè, lei l'hai descritta un po' velocemente. Comunque, Sì, quando io mi sono, il sì, sunto, sì, il sì, sunto del sì, discorso. cioè il sunto del discorso era che appunto il Monti si era aveva pisciato nelle pentole e io mi Dopo le ho ero, lavate comunque il giorno dopo. con che acqua, Davide, c'è neanche acqua. Comunque, il bello di questa storia qua, anche che io mi sono tagliato sto piede, però per la mia ex dell'epoca le avevo detto che era abbastanza protettiva, scusa, possessiva, non protettiva. Le avevo detto, guarda, che ero via per lavoro e invece mi ha sgamato perché poi è uscito proprio l'articolo di Sì, mi giornale. ricordo, sì, sì. Chi la Teresa? No, no, quella dopo mi ha sgamato tramite l'articolo di giornale perché era proprio uscito che sto qua mi aveva accettato il piede e mi sono venuti a prendere in elicottero perché sennò come potevano. Sì, E il giorno tu, dopo però. e tu eri geloso perché anche tu volevi tornare a casa in elicottero, non ho fatto tutta quanta strada piena l'altra volta. Beh, era in discesa, avrei potuto farla, ma avevo ancora i postumi della serata prima. Esatto. Io chiuderei con l'ultimo, che non è l'ultimo, però tanto per coinvolgere anche Iron. Ti ricordi, Iron, dei capodanni da me che ogni volta andava a finire che andavi ubriaco? Per finta? Per finta. Una volta ti sei svegliato, sei stato ubriaco alle 11:30 e ti sei svegliato alle 4 e fai se arriva a mezzanotte, ti ricordi quella volta là? No. Comunque, anche qua chiudiamo questa storiella qua che forse voi sapete in parte. È capitato, ti ricordi? Parliamo comunque veramente, già eravamo sbarbatissimi, comunque Sì. erano neanche a 20 anni forse. Che avevamo fatto Capodanno da me, c'era anche la Viviana, c'era l'Irene, ti ricordi l'Irene? Sì, ovviamente sì. C'era Deppi, eravamo da me. Io mi ricordo là, mi sembra che quel periodo là ero stato con la ragazza, ero un attimo fragile. Io mi ricordo si è bevuto 3 dei da Jägermeister, del sciottino, dopo aver bevuto un'altra volta, ma adesso questo qua. Già avevo fatto fatica Va io. KO. Esatto, difatti era andato KO prima di mezzanotte e il Monti ha avuto la bellissima idea, siccome che aveva paura che avesse freddo, perché giuro era freddo, vabbè, era C'era nella tua Capodanno. taverna che vabbè non c'era Esatto, riscaldamento. esatto, l'avevamo avvolto con le coperte, allora il Monti ha avuto un'idea molto gentile e carina di, ho detto, guarda, lo porto in macchina, accendo il riscaldamento e lo lascio là, solo che è attivato l'aria fredda, quindi c'era ancora più freddo. Chi si ricorda? Me lo ricordo io, Cioè, quindi posso averlo fatto in errore, ma è in non... errore sì, ma fa fare bene e metterlo basso scusi, in macchina con l'aria calda, l'hai messo l'aria fredda, non so neanche come fa a essere ancora qua. Al Moon, nei vecchi tempi, c'era una ragazza che per la prima volta mi ha invitato a ballare, te lo ricordi? A Milano. Ti ricorderai te? Sì, me lo ricordo, io per la prima volta una ragazza mi ha invitato a ballare. Figo cavolo, ma non ti ricordi chi è? Vuoi salutarla? No, non li ho mai. Ah, Siamo andati a ballare, ma non le ho chiesto il nome. Mi ha ringraziato, l'ho ringraziata anch'io. bella sta roba, non sapevo. Comunque il fatto sta che dopo, a parte avere lasciato Iron in macchina con l'aria fredda, c'è stato anche un altro episodio quella sera là che poi Iron ha vomitato e ha proprio, gli ho messo la bacinella, ma è riuscito a vomitare tutto attorno alla bacinella, quindi ho cercato di pulire tutto quanto lo sbocco. C'era anche la Valentina, salutiamo. Può essere. E cos'è che ha fatto la Valentina? Siccome che avevo lasciato il detersivo per pulire per terra, chissà cosa, perché volevo nettare per terra con il detersivo, e tu avevi sete e la Valentina ti ha buttato il detersivo per fartelo bere. Non mi ricordo, ma comunque Mi ricordo io, faccio è cosa una fai? roba impossibile perché se avessi bevuto detersivo sarei morto. E invece no, sei ancora qua. Esatto, difatti ho detto, ma no, io l'avevo appoggiato là e tu si vede che l'hai visto, pensai fosse succo di frutta, te lo sei buttato. Infatti era. Esatto, e dopo ti fa, non so, Dovrebbe pagare pegno. e ti imboccava il panettone. Dovrebbe pagare pegno la Valentina. Ragazzi, io le altre ve le lascio per un'altra volta Sì, dai. e ci sentiamo alla prossima puntata. Sono qua con Airo e il Monti. Full Monti. Beh, amore. Volete salutare fare qualcosa, insultarvi, non so? No, io vorrei salutare tutti quelli che mi seguono, ci seguono
e nessuno in particolare. Li ringrazio molto per il sostegno e continuate a pomparci. Per i live e le serate contattateci. L'altra sera hai detto che era andata bene, no? Sì, sono stato contento. Un sacco di gente vi chiedeva le foto, anche ad Iron. Io almeno una decina ho fatto sicuramente. Ma secondo me che di più, sai. 10, Mi 15 diceva foto. Albo, non riuscivo a parlare col Monti perché gli chiedevano le foto ogni 2 secondi. Sì, hai ragione, è vero. Sono rimasto sorpreso. Io comunque comunque non so perché mi chiedono le foto, perché sono una persona normale, non sono ancora un Sei un influencer, Davide, sai. tento tento. E poi quando mi ha invitato a ballare quella ragazza mi ricorderò sempre la canzone Infinity, c'era Infinity. Ah, bellissima canzone là. Na, 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 Sì, quella na, canzone la ricordo per la prima volta che una ragazza mi ha invitato a ballare con na. È lei. la canzone del Crasto quella là. Infinity. Ciao Crasto. Ma poi perché quella sera là, perché mi hai chiesto del Crasto? Chi io? Sì. Ma che? No, o te mi hai chiesto del Crasto. Ah, il mio compleanno. Sì. Sì, Perché? no, perché Perché forse lavora con Ferro a Mira. Sul serio? Sì, al piano di Ferro lavora al piano di sotto e il Crastro lavora al piano di sopra, lo incontro a Mira. Pensate, io non sapevo. Ma dove abita il Crastro? Che sapesse, mi abita a Spinea, non so se abita ancora a Spinea comunque. Non Può essere abitava a Spinello. Martellago? No, non penso abbia mai abitato a Martellago. Ma se era sempre al Biancorosso. Perché è già l'amico dei Molini abita E là. Moio abita a Martellago. Comunque da Spinea a Marteago, insomma siamo là, comunque. O Moio. Ma esiste ancora il Biancorosso? Sei rimasto indietro da... Non so quanto Dalla vita. tempo fa hanno chiuso. Adesso c'è la pasticceria Prosdoci, mi credo. Ah sì. Ah boh. Ah boh, Noi ci salutiamo. Bella. bella raga. Bella Fioi.